Buongiorno a tutti amici di Mattoscacco ed eccoci qui ritrovati in una nuova puntata di Missione 1500 punti. Vedrete qualcosa di diverso secondo me. Qui al mio lato c'è Patrick Ciao a che tutti. sarà il nuovo protagonista che cercherà di arrivare verso i 1500. Se qualcuno si sta chiedendo che fine ha fatto il vecchio protagonista Carlo, e allora, praticamente lo sapete, Carlo era una persona molto impegnata, insegnante universitario, probabilmente ha provato a cimentarsi in una cosa molto 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 impegnativa e probabilmente è colpa mia anche che non sono stato in grado di fargli capire di quanto era monumentale questa impresa e quanto tempo richiedeva per registrare noi, per studiare a casa, eccetera. E quindi insomma la cosa migliore, poi si mettono imprevisti, cose familiari e di ogni tipo, allora abbiamo deciso appunto di sospendere, di continuare con Patrick, che mi ha giurato, firmando col sangue, Assolutamente, che assolutamente. rimarrà lui l'unico protagonista da qui fino a 1500 punti. Ripeto, sarà Anche a 2000 se veramente... vuoi, io Anche... io son qua. E niente, quindi appunto ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma continueremo. Tra l'altro Patrick ha già visto tutte le precedenti Sì, puntate, quindi e non son dovremmo salito ridire... costantemente. Perfetto, non dovremmo ridire tutto dall'inizio e quindi ricominciare, ma partiremo da dove siamo arrivati. Ho già dato così un'occhiata velocissima, Patrick, al tuo stile di gioco. Secondo me vali tranquillamente 1100, secondo me sei in crescita e adesso a 1100 ci arrivi tranquillamente. E poi da lì dovremo lavorare, fare esercizi, eccetera, eccetera. So che in tanti ci seguono perché tanti hanno seguito il vecchio percorso per arrivare al 1000 punti, sono arrivati, adesso vediamo Cosa se stai riusciamo a portare anche i nostri amici insieme a te a 1500. Allora, la puntata di oggi, visto che è anche conoscitiva, io la imposterei in questo modo. Andrei a giocare più che vedere cose teoriche, così anch'io capisco un pochettino Sì, il tuo stile di gioco, le aperture che utilizzi, eccetera, anche i nostri amici che ci seguono. E poi facciamo due chiacchiere su come sono andate queste partite. Però, va prima di partire, Patrick, due parole su di te così ti va conoscono. bene, va bene. Allora vabbè, mi chiamo Patrick, ho 27 anni, io prima lavoravo in un'azienda di famiglia, alla fine ho deciso di lasciare per continuare il mio percorso, ehm, per diventare pilota privato per diventare pilota di linea. Attualmente sono in possesso del PPL, quindi una licenza per pilota privati, e sono molto appassionato di scacchi e il mio scopo, cioè uno dei miei motivi, non il mio scopo, uno dei miei motivi è riuscire a diventare 2000 su chess.com. Per ora puntiamo al 1500. Ottimo, ottimo. Allora, ti devo far condividere, ti do Sì, dall'autorizzazione, vai. In teoria adesso puoi. E condividici anche la schermata di chess.com. Bene, siamo su chess.com. Allora, non sì, so se hai visto, a noi ci piace tanto giocare con la modalità 15+10, così abbiamo anche tempo di sì, fare qualche ragionata, quindi dai, proviamo a impostare questa modalità, questa tempistica. Anche 10+5 è buona, però così abbiamo un po' più tempo. I pezzi sono sì, molto belli, mi piace molto la scacchiera come ti l'hai ringrazio. settata. Vai, sai come si Vado? fanno le freccettine per indicare anche ai nostri amici? Il Così? tasto destro che lo trascini, Sì. esatto. Ok, vediamo cosa giochi. Io vado di francese. Uh, Mh. uh. Per rimanere in tema, Carlo abitava in Francia. Sì. Vediamo che variante sceglie. Se la conosce, perché secondo me la conosce un po'. Però forse non deve essere buona per il bianco questa roba qui. Bisogna vedere adesso se me la ricordo io. Credo che il nero stia già un pochino meglio. Okay, okay. Vuole andare ad arroccare il prima possibile. Esatto.
E io continuerei il mio sfogo. Ok. Eh sì. Il cavallo del re dove lo piazzi di norma? Oh, No, allora, di norma se non mi spinge il pedone è qua, certo. per minacciare e poi dopo lo sposto qua. Ah, E ok, ok. in questo caso adesso devo capire se poi andarlo a posizionare qui o qui. Ok. In base, vediamo. Allora, adesso volevo capire se... Sì, qual è la strategia base della francese? Oddio, ho imparato le mosse, non so lo scopo. Ok. Allora, no, lo scopo teoricamente è combattere Sì, su questa casella qui, di 4, di bravissimo, qua. bravissimo, bravissimo. Che Ok. tra l'altro lui non ci sta già combattendo, quindi come se te l'ha già un po' regalata. E quindi il pedone in E5 è lì da solo. Quindi Sì, io mi organizzerei per prendere quel pedone in E5, ecco. stavo pensando a quello, infatti stavo pensando o se muovere la regina Ma sì, in penso che prima o poi C7 tutte e due vanno o- benissimo. oppure cavallo, cavallo. Ah, Sarebbero regina è due più mosse. immediata. La vedo più immediata perché proprio fai la minaccia subito. Sì, anche a me infatti. Va bene, dai. Secondo me non è male. E poi cavallo cavallo, secondo me va fatta anche quella. Ripeto, non sono un esperto della francese, però così a vederlo quel pedoncino. Adesso cosa giocherà? Il pedone di Chiama. 4. Eh, Però non penso sia buono perché il pedone di 4. no, perde un pezzo. Cioè perde un pedone. Però anche questa chiama, eh. Vedi tu. No, sì, aspetta. Cosa vuole fare? No, c'è questa. Ottimo che hai considerato anche quel salto. Ottimo, hai considerato quel salto. Intanto io prendo appunti. Fatta lo stesso. Esatto, l'unica Morta. per tenere sia cavallo che il punto C7. Eh, o cambio. Cambia. Quali sono le alternative? Quindi stai dicendo o cambio? O cambio il cavallo. Mhm, Questa qui io la escluderei perché gli libererei mhm, la donna. Poi mhm. almeno se lui mi mangia io Ok, faccio uscire oppure? fuori l'alfiere. Cioè, tornare indietro che è la più Ok, ok. Importante è che le vedi safe. tutte, che le consideri tutte e poi scegli Esatto. quella che è. Quindi in questo momento stavo pensando di tornare indietro, sinceramente, perché poi tanto il cavallo Mhm. dove che può andare? Qua? No? Là no? Ah no? Sì, torna indietro. Va bene, va bene. Penso che, insomma, dai, quel pedone che c'hai in più è tanta roba. Per ora sembra di sì. Siamo molto in ritardo di sviluppo. Siamo molto in ritardo di sviluppo e occhio a qualsiasi sua mossa, perché vedo già delle cose che potrebbe fare, cioè considera esattamente, anche le mosse più stupide, considerare bene. Tipo se fa pedone G3, che cosa vuole fare con pedone G3? Pedone G3? Sì. Tu dici, ah, ho mosso un pedone del Rocco, faccio le mie cose. Non è detto che è una mossa stupida. No, non puoi neanche fianchettare, cosa serve pedone G3? Oddio, non ne Ok, avrei proprio niente. pallida idea per Niente, pedone niente, G3. ne parliamo dopo. Mm.
Allora, adesso sto puntando qua. Allora c'è quest'idea per scacciare il cavallo, siccome lui mi sta puntando 2 volte qui, Mhm. e io non ho modo di proteggerlo 2 volte. Cioè, posso fare questo, però se invece di scacciarsi il cavallo posso far ritornare in gioco la regina. Eh, lento. A 'sto punto sai che ti dico? Mangio io. Ottimo, sono sempre d'accordo in queste cose che semplificano. Poi, man mano che andremo avanti, la tensione andrà lasciata, però all'inizio piuttosto che uno sbagliare, che poi perde il pedone lui, sono d'accordo. Io ho un pedone in più, quindi sinceramente cambierei, però sono in ritardo di sviluppo. Quindi anche se cambia lui, va bene lo stesso, Bravo, 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 praticamente. bravo. Giusto. Sì, siamo in ritardo di sviluppo, dobbiamo arroccare subito. Prima possibile, sì. Sì. L'alfiere Adesso lui può anche Camposcuro rifiutare. dove lo svilupperesti? L'alfiere Camposcuro lo svilupperei qua per ora. C'è la donna qui. Mhm. Andrei a mangiare un altro E perché ha pedoncino. fatto quella mossa? Donna e uno. Mettere raggi X il re è l'unico che vedo. L'unico che vedo è quello, però Sì, credo che forse vuole mettere una torre al posto di dove stava prima la donna. Credo, anche, credo, anche. credo. Però non è pericolosa come mossa, quindi... Lo si chiede tantissimo lui qua. Qua Ah, gli si quella chiede. credo che gli farebbe un favore, quell'alfiere lì. Esatto, sì, perché Sì, c'è questo. sì. Io farò anche questo. Mi mangia. No, no, non Bravo, è funziona. sospeso lì. Sì, Sospeso l'alfiere, meglio non farlo. non funziona. Niente, devo sviluppare questo. Però anche questo qua non è. Perché c'ha questa che lo sposta sotto al cavallo. Poi mi fa 2 attacchi qui. Comunque lui mangia, io mangio. No, beh, dai. Invece poi. No, bene. Ah, sì, c'è tempo per farla quella, eh. Sì, Se arriva lì c'è tempo di sì, farla. ho visto che se dovesse inchiodarmi, eccola qua. E adesso tanto io ho 2 difensori. Abbiamo già ragionata. Esatto, 2 Se ti cattura, difensori. con cosa catturi? Con l'alfiere o col pedone? Eh, L'alfiere qui è molto bello perché sono retto dal pedone. Però siccome è al centro dovrei mangiare di pedone. Sì, rafforzi la catena pedonale. Se metti l'alfiere lì diventa un pedone in catena con gli altri. Quindi di pedone, di pedone. Tempo sul suo alfiere. E È vero ora, che tu avresti no. potuto anche scambiare i pezzi, però questa è oggettivamente più forte. Ora possiamo arroccare. Mi sembra. Sì. Ok, da qui inizia la partita. Oh, finalmente. Abbiamo roccato. Oh, Mossa finalmente. 14. Finalmente possiamo giocare. Guarda Però che lui comunque. non ha più il centro. Incredibile, non ha più il centro. Ah sì. Eh. Comunque mi capita molto spesso quando gioco con la francese di Eh sì, arroccare molto. molto Cioè, tardi. sì, diciamo sicuramente successivamente le 10 mosse. Cioè, guardando Ok. sempre i tuoi video, entro le 10 mosse arrocchiamo, arrocchiamo, ma con la francese mi capita molto spesso questa cosa.
Beh, se guadagniamo un pedone è giustificato. Ok, abbiamo la coppia di alfieri, non so se lo sai, io intanto ti dico le cose. Con la coppia di alfieri si attiva un principio a scacchi. Non so se l'hai già sentito, letto da qualche parte, visto in qualche Per lezione. liberare le colonne, cioè dentro, qualcosa del genere era. Cioè avere tutto aperto. Bravo, 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 bravo. Ok. C'è questo principio qui. Con la coppia di alfieri devi aprire le diagonali. Sì, aprire Aprirli il così. centro, aprire le diagonali, aprire il centro soprattutto. Quindi, dato questo principio, c'è una mossa che ti... Questo, pedone Questa è affiancato una dalle di tue. quella, vediamo se me ne dici un'altra. Ce n'è più di una? Sì, per aprire il centro, aprire le linee. Ma che se spingo. Quella è Queste... l'unica. Eh sì, stai pensando molto francese, non pensare in stile francese, pensa a scacchi, aprire, come si apre il centro? Devo. Cioè. Ah, c'ho questa. Esatto, c'è anche quella. Secondo me quella spinta è molto più forte dell'altra, perché proprio apri l'alfiere Campochiaro in una bella diagonale e in più minaccia anche un doppio, cioè se quel pedone veramente avanza di 2 passi È fortissimo. è Però vado a fortissimo. rovinarmi questa bellissima struttura. Sì, è E poi anche verissimo, questa. però è forte anche con la spinta in E5. È vero che poi il pedone C6 potrebbe essere deboluccio così, però E questa. cioè devi anche riuscire ad attaccarmelo al pedone C6. Intanto è difeso da un pezzo. Ma lui come fa a venirmi ad attaccare il pedone C6? Devi metterci la regina davanti e me lo attacca una volta. E poi come fa a mettere un secondo attaccante? Deve mettere il cavallo in D4, a voglia, io ci metto la torre dietro. Secondo me si difende un sacco di volte quel pedone. Sì, Quindi ricordati, coppia di alfiere, devo aprire il centro. Questo è un principio importante. non l'avrei mai giocata con questa mossa. Solo perché mi hai Ok. detto che c'era un'altra mossa, Ok, ok, ok. Sì, se perché no. diciamo in stile francese ti viene da spingere C5, giustamente, no? Sì, Ok, ok. di attaccare il lato di donna. Sì, perché poi i pedoni vanno in quel modo lì. Ok. Che cosa vuole fare Cavolo. con questa mossa? Adesso mi sta minacciando il Ti sta cavallo per farmi minacciando togliere quella. l'arrocco. Ti sta minacciando quella, sì. Conta che se io faccio questa. No. Io qua dove posso andarmene? Eh, devo rimanovrare il cavallo. Allora, poi, se metto qui, tanto lui questo lo sposta e Sì. io non c'ho più il. E io non c'ho più niente. Posso difendere. Se no devo tornarmene indietro. O forse lui neanche vuole fare questa qua, ma è andato a proteggere questo pedone, eh. Però Anche. alla fine sta facendo tutte e due le cose. Tutte e due, sì, sta facendo tutte e due. Io qua non c'è niente di tranquillo, non c'è qui, mi frega. Qua. Devo per forza di manovrare il cavallo dietro. Va bene, Sì, non è... Sì, a bordo scacchiere eviterei perché te lo può fermare subito con G3, quindi... No, vabbè, cavallo E8 è un sì, po' passiva, ma tiene la l'unica. posizione, non ti preoccupare. Poi se uno ha più tempo poteva valutare davvero se quella doppiatura era veramente mortale, però nel gioco semplice uno evita quelle cose che sa No, che non guarda, sono buone. al mio livello per come sono fatto io ti assicuro che era mortale. Vai tranquillo. Sicuramente era da spostare il cavallo da difendere, ma non da doppiare. Ok. Bene, che supponendo che tocchi ancora a te, bene, ha fatto una mossa
che potrà evitare. Che cosa facciamo adesso? Qui punto abbastanza importante della partita. Allora, bisogna cominciare a spingere. Secondo me sì, perché giocare solo di pezzi in questo caso non... Però allo stesso tempo sto cavallo qua sta proprio male. Sì. Cioè, quindi io direi prima di manovrarlo qua. Per farlo andare dove? Perché devi avere sempre l'idea di dove la destinazione finale qual è. Una volta che qua io posso spingere, lui vabbè dovrà spostare per forza l'alfiere, però mi si libera questa casella qua che è sorretta 2 volte. E da lì poi cosa minaccia? Una volta che non c'è più l'alfiere Camposcuro. Assolutamente niente. Esatto, cioè capito. Il cavallo lo puoi rimanovrare 2 o 3 volte, ma poi qual è il target d'attacco finale? Ok? In questo Quindi caso il cavallo in 8 è brutto, però fa anche un lavoro carino che difende il re e difende il pedone G7, che non è stupidissima come cosa, cioè fa il ruolo di difensore del re. Quindi ok, sta male, però un po' difensore è. ok. Perché qua mi piaceva la torre qui. Sì, lo so. Quindi sì, in C7 secondo me sarebbe un po' fuori, si allontana dal centro della questione, ecco. E allora sposterei la regina a questo punto qui che è sorretta 2 volte dal cavallo e alfiere, Con l'idea, con l'idea di spostare la torre e poi spingere. non puoi spingere senza spostare la torre, senza spostare la donna? Chiedo. Sì, sì, perché era solo per fare un attacco più forte. Ma Ah, volendo posso già ok. farlo adesso. Sì, vai, facciamo. Ok. Dopo togliermi anche dall'inchiodatura raggi, cioè dai raggi X. Eh, mi chiudo completamente il... Sì. Però se mi libero prima di questo alfiere diventa fortissimo. È interessante come idea. Forse. Interessante come idea. Stavo vedendo se potevo chiudere l'alfiere, ma niente. Io spingerei anche sto pedone. Pedone di colonna. Sì. Mhm. No, ho fatto una cavolata. Attaccato 2 volte. Ma non lo vede. E non li faccio mettere il cavallo lì. Ok, sì, sono d'accordo. Se ti mangia l'alfiere, magari sviluppi il cavallo. Esatto. Esatto. Quindi non non la vedo mortale. Adesso qui c'è il dilemma, però. Questa o questa. Allora, prima di fare C4, che cosa che hai già detto tu, e lì ti blocchi l'alfiere Campochiaro a vita se giochi C4. Eh sì, devo prima Bravo, fare questa per forza. bravo. Quindi cioè, il piano è questo. Se vuoi fare C4, prima devi fare quella per forza. E se no, però posso fare questa che è più per tenermi ancora l'alfiere. Però abbiamo detto, dici sempre Allora, vantaggio, tra il tuo cambio di alfiere in pezzi. D7 e il suo alfiere D3, il suo è 10 volte più forte del tuo. Quindi, se dovessi andare ai cambi, ci vinci tu. Capito? Cioè, Ok, il valore è sempre relativo dei pezzi, dipende che ok. mobilità hanno. Lassù il suo valeva almeno 3,5 punti, il tuo 2 forse. Quindi sì, Andiamo questo è sul maschile. importante. Perfetto. Ok, ricordiamoci sempre che sei in vantaggio di materiale, quindi questi cambi Sono buoni per ulteriormente me. ti aiutano. Alla fine quel cavallo sta facendo il suo lavoro perché supporta l'alfiere. Ok, adesso ci metterà la donna sicuro, dove c'era l'alfiere. Ma Sicuro. questa. Anche quella, sì. Però me lo vedo un donnaiolo, non so perché. Dottor Ahmed Wade lo vedo un donnaiolo. Donna e C... Oh, niente. Eh, Ah, niente.
Invece E è invece è un un cavaiolo. cavaliere, esatto. Allora, qual è l'idea di questa mossa? Ok, nessuna, si è preso solo una casella Sarà carina. questa. Sì, si è preso solo una casella carina, però non ci sono Sì, ma non fa effetti niente immediati. per ora. Bene, Io- Questo cavallo qua piace, però ok, posso mi anche piacere aspettare di però... farla. Bravo, devi andare da una parte concreta il cavallo. Posso anche aspettare. Se mi fa fare sta spinta, Mm. questa non ce l'ha più. Così, 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 così. Ah no, metterci la torre dietro. Ok, Ora non ce l'ha più. Cioè, sei bloccato perché? Vuoi fare questa? secondo me temeva una tua ulteriore avanzata, quindi ti ha bloccato i pedoni. Me lo faccio adesso. Mhm. Scusa. E poi il tuo obiettivo è spingere fino a 3, eh? No, Ok, prima ulteriori. mettere una torre, a parte che ok, non me l'ha fatto fare. Ora che è tutto bloccato, io sinceramente raddoppierei le torri sopra questo Mhm. punto. Va bene, beh, quello è un punto debole, senz'altro. E per ora farei, sì, forse farei così. Che per ora sorreggo sempre questo. Qua continuo a Ok, difendere l'arrocco. ok. Qual è il tuo Prima piano? Ah, raddoppiarlo, ok. torre qui, spostare la regina Ok, e ok, puntare a questo raddoppiare, ok, punto. ok. Va bene, va bene. È lento, ma funziona, secondo me. Sì, poi prima di attaccare in realtà farò qualcosa col cavallo. Sì, sì, ci sta, ci sta. Ok. Sì, bisogna poi trovare solo la posizione migliore per la regina. Allora, Oh, bravo che vedi sì, il motivo della sua mossa. stavo però vedendo prima se c'era anche altro. Bravo, guarda sempre se c'è anche altro. Lui qua copre tutta questa parte qua. Una e due. Ma qua là dentro che c'è il mio cavallo. No, sono tranquillo, sposto la torre e basta. Va bene, va bene. Ok, lui ha il doppio del nostro tempo, l'infame. Ho visto, ho fatto 2 mosse Però, da 1 minuto e 40, 2 minuti. sì, però non, cioè, 5 minuti con incremento sono ancora buoni. Sì, il piano è quello. Il piano sicuramente l'attacco sulla colonna B. Che cosa vuole fare qua? Guardale tutte. Sì, qua vorrà togliere il cavallo per minacciarmi Bravo, di bravo. scoperta. Attacco a raggi X, esatto. E io qua gli Tra butto la l'altro, donna, lui fa questa è passare pure il proprio... cavallo. Dimmi che fa donna F3. Dimmi che fa donna F3. Dici? Donna F3, ti prego. Ti prego. No, triplice attacco. No! No, Infame. niente triplice attacco. Niente. Eh, 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 eh. Cambia donne? Mm, Può essere una Posso strategia, eh? aspettare però, Va bene, puoi posso anche aspettare. aspettare, puoi anche aspettare. Tanto il cavallo adesso magari te lo scaccia con pedone F3, presumo, che non è buona, perché quel pedone lì, però te lo scaccia e intanto ottiene quello che voleva. Io qua se me lo scaccia. Eh,
Beh, però il cavallo qui non è male. Allora, io adesso qua sto Sì. pensando o ritorno dove ero prima con un Mhm, eventuale di nuovo mhm, F5, sì, oppure da qui posso andare in C5 per sì. poi andare o in D3 o in B3. Ok, in D3, in Domodossola 3 riuscirebbe ad andarci il cavallo? Per ora no, perché c'è il suo. Esatto, quindi o pianifichi poi di rimuovere il suo, perché quella secondo me è una bella casella, però devi essere certo che ci puoi andare. Dovrei prima fare così per scacciarlo. Mm. Però per fare prima questo dovrei comunque darla Sì, sul re. Cioè, secondo me indebolisci un po' la struttura pedonale, secondo no, me. forse andrei di qua perché anche se vado qui poi dopo non fa niente qua proprio il Sì, cavallo. se vai in B3 ti chiudi l'attacco che stai facendo sulla colonna B, quindi Forza qui. sì, dai, Cioè, non è... potevo metterla anche qua volendo per andare a Anche lì difendere, che protegge il re, sì, anche lì. però forse qua era meglio, sai. Perché se faccio questo lui ha questo. Mm. Però io, cioè, Vabbè, prima anche se chiaramente si deve scombina un spostare la po', regina. sì. Perché ha messo il cavallo lì? Scacco. Ma sai che proprio non lo so. Mm. Sì, non che io riesco a trovare bene. E mi lascia la donna. Mhm. Ok. Perché? Faccio questa, cosa fa? Non c'è niente. Non dovrebbe avere niente. Ok. Eccola. Tranquillo, sei tranquillo? Però anche se fatto questo, è vero, non lo posso mangiare, ma neanche lui può mangiarlo. E c'è il cavallo qua che difende. Sì, ha semplicemente un attacco simultaneo adesso su due pezzi. Quindi adesso ne deve rimuovere uno, no? Eh sì, E presumo rimuoverà la donna. è per forza. Ok. Quindi ha fatto il figo, ma in realtà alla fine È di andata ciò, male. sì, gli andrà magari complicherà un po' il gioco perché tu adesso gli prendi il cavallo, lui ti fa scacco con la donna. Te lo complica un po', però alla fine di ciò andrai su di più 3, di più 4. Sì, sì, ha complicato inutilmente il gioco e in È genere quando si impazzito. complica... Abbiamo aspettato, ho giocato solito. Bravo, 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 è proprio questa la teoria, che alla fine Riguarda i tuoi video. la cavolata la fanno loro. Vedi tu se entrare in questa linea, però vedi tu. Yes. Poi è difeso. Qua non ci puoi andare difeso. Sì, mi dà sto scacco. Allora, se io mangio, lui mangia con scacco. Se io muovo il re qua, è finito tutto. Buona, buona, ottima, ottima visione. Ottima visione. Adesso gioca magari pedone G4 per scacciarti il cavallo. Sì, sicuro. Però tanto ormai, cioè, questo è difeso dal re, quindi Ok, qual è adesso la tua priorità? Che cosa ti dice il tuo sesto togliere senso? donna, Bravo, attaccare sto punto bravo, debole. cambiare donne, cioè questo è il sesto senso, Anche, cioè soprattutto, quello, l'unica... forse quello serve ancora meglio. Esatto, l'unico suo pezzo che ti sta creando problemi è la sua donna. Se riuscissi a trovare un modo di
Di fare qualcosa, sì, di cambiare, sì, sul nero deve andare la tua regina. Sì, certo. Doppio attacco. Ci ha fatto il favore, lo porto sul nero. Ok, scacco. Pure scacco. Non l'avevo manco visto. Che andrà nell'angolino, presumo. E poi che altra mossa hai in mente? Questa. Sì. Qual è la mossa difensiva migliore? Cambiare le donne. Anche Sì. se mi piace molto di più questa. È un po' Così più non tolgo lenta. la batteria. Sì, è Sì, più lenta, sì. però continua a difendere questo. Ok. Continua a difendere questo, doppio attacco. E una volta che mi sposto qui, ho il cavallo che mangia e non tolgo la batteria qua. Poi è vero, cioè posso riportarla in un colpo solo. Però tolgo il punto d'attacco qui. Cioè lui non è costretto a mangiare. Cosa fa? E può fare così. Ok, può essere che lo faccia. Secondo me farà Sì, questa. può essere. Però intanto stiamo portando un po' la donna sull'ala di re, perché sull'ala di donna abbiamo visto che non faceva granché. Sì, lui dovrebbe evitare il Questo cambio. chiuso. Dovrebbe evitare il cambio, come la morte. No, siamo a più 3 adesso. Sì, no, infatti. Tosto è un osso duro, però adesso ce la portiamo a casa. Sì, donna E5 è possibile che la faccia. Su donna E5 portiamoci avanti che abbiamo 2 minuti di tempo. Su donna E5. Sì. Questa. Ok. Sì, E se ritorna in F6? questa. Ok. Tanto poi protetto. Bello, piace il gioco ultra solido. E se dopo che lui è andato in F6, tu vai in E7, lui ritorna ancora in E5? Gliela propongo di nuovo. Se lui ritorna di nuovo qui, gli mangio. Vado di sopra. Ok, va bene, è andato... Vabbè, sclerato. Ok. Ecco, vede che giocare sotto pressione, perché lui è stato sotto pressione per tutta la partita, alla fine psicologicamente uno fa la mega cappellata. Non è facile giocare sotto pressione, qui... Bravo che l'hai vista subito, perché magari uno è intenzionato a fare il proprio piano di attaccare sulla Sì, colonna sì. B. Questa abbandoni. Ok, bene. Allora ti richiedo un attimo il controllo così la Sì. analizziamo insieme. Prova. E fu così che adesso ti installo un megavirus. Di nuovo no. Sono io l'hacker di prima, Patrick. Perché ragazzi dovete sapere che prima di registrare mi avevano hackerato un sito, un account dove c'erano dati sensibili. E quindi prima di registrare sono stato in ballo a risolvere questo A problemone. risolvere un po' di E dopo dovrò hackeramento. andare pure a fare la denuncia. Sì. Vabbè. Troverai il brigadiere. Allora, che è successo qua? Ehi, allora. Probabilmente. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Sarà così al 99%. Grande. Allora, per il 15 fin qui, cioè secondo me qui il nero sta già meglio, perché appunto lui doveva giocare per una struttura di questo tipo per sorreggere il centro, già che non l'ha fatto. Tra l'altro appunto nella Liekin, che poi appunto vorrò riprendere, si va quasi sempre anche in questa struttura, quindi è molto familiare. Ok. E qui appunto qui pensavi di giocare questa e questa. Secondo me donna C7 come l'hai giocata tu è più diretta, perché crea subito, cioè quelle cose che creano subito un attacco, una minaccia concreta, in genere è bene farle perché sono più dirette.
lo metti subito in condizione di fare qualcosa, tant'è che qui ha sbagliato, no? Sì. Qui sei stato bravo, qui sei stato molto bravo e... Ah, scusa, a mossa 6, ecco, ritorno un attimo indietro di un pelino perché mi ero fatto 2 appunti. Qui a mossa 6, Poi c'è la variante dei 2 cavalli. a mossa 6 ti cavallo. piaceva anche questa. Perché c'è la variante dei 2 cavalli, che è la spinta di D, però poi tu non avevi C in C5, ma ce l'avevi ancora a casa. Prima spingevi D4 e Mm. poi facevi C5. La variante era quella. Ah, ok. No, nel senso Allora, che tu la prima la spinta di D per andare a minacciargli il cavallo. Il cavallo si spostava dove attualmente c'è l'alfiere bianco. ah, ok. Tipo, E tu e poi spingevi andavi a C5. sorreggere. Esatto, Ok. esatto. Allora, in questo caso ti dico che non mi fa impazzire questa al di là dell'attacco che c'è qui, eccetera, ma il fatto che questi 2 pedoni sono... Ops, non so che cosa ho schiacciato. Questi 2, mai più schiaccerò Alt, lo giuro. Questi 2 pedoni sono fortissimi e allineati e controllano perfettamente le caselle davanti. Sì, sono fortissimi. Sì. Sì. E quindi nel momento in cui... Cosa? Come fai a far diventare blu? Per sbaglio l'ho schiacciato Alt e adesso è tutto blu, mi compare sempre solo blu. Va bene. Ah, ok. È entrato in modalità puffi. Modalità police. Esatto. Quindi quando sono così belli, carini, vicini, che controllano tutte le caselle davanti a loro, è veramente un peccato spingere in questo modo perché poi queste caselle qui non le controlleresti più dopo, capito? Quindi è solo questo. Comunque va benissimo, è stato molto bravo. E qui a mossa 9 ti ho chiesto se gioca pedone G3 ti darebbe fastidio? Io non l'avrei capita. Però ti do ancora un pochettino. Prova a vedere che idea malsana potrebbe esserci dietro un pedone G3. Cioè, può spostare questo. Ah, proprio anche il mio mi ha... Anch'io faccio blu. Ok, se anche tu... Per poi mettere l'alfiere... Su questa... Ok, tornato come prima. Su questa poteva spostare il cavallo per poi andare a fianchettare. Per andare a puntare questo, però... Cioè... O andare di continuare a spingere. Vai, tirami fuori altre idee. Togliere il re. Sì, È un'idea molto concreta, ti dico, eh? Sì, cioè potrebbe... Ah, l'ho vista. Bravo, lì perdevi la donna. Quindi anche sulle mossettine che ti sembrano più inutili, non abbassare mai la guardia, perché a volte nascondono dietro delle robe potenti. Quindi questo è il mio difetto, non vedere gli alfieri che sono a casa. Esatto, perciò sulla mossettina non muovere mai finché non ti sei dato la spiegazione chiara. A volte non c'è proprio la spiegazione dietro le mosse, ma vedrai che man mano che andremo avanti ci sarà sempre una ragione chiara dietro le mosse. Ok, questi erano gli unici 2 appunti che mi ero segnato. Qui alfiere 3, qui nel dubbio catturo e sono d'accordissimo. Qui hai ricatturato, qui hai fatto bene a continuare lo sviluppo. Qui hai fatto tutto benissimo, Ecco, la cattura, diciamo, di alfiere avrebbe reso... Il centro. Sì. Cioè, avrebbe reso questo alfiere un pedone, diciamo, no? Un pedone cresciuto, come diciamo sempre. Quindi, metti caso che lui non cambiava, questo è un problema, perché comunque è bloccato. Ma poi dopo quando si andava a liberare il centro dei pedoni non era un alfiere fortissimo. Sì, il problema è che devi arrivare a liberarlo il centro. Ok. Cioè, avresti dovuto fare così e poi così? Sì. Sì. Il problema è che poi se fai questo ti rimane brutto. Sì, la fregatura è quella. No, in questo caso hai portato un pedone verso il centro, come dicevi tu. Sì, questa è la più solida. Esatto. E qui, ora magari attiviamo anche il motore, perché secondo me qui la più forte era pedone 5. Con l'idea di liberare il centro, perché con la coppia di alfieri devi liberare, aprire, dare aria a questi alfieri, e minacci concretamente questa. Però lui aveva fatto alfiere di 4. Esatto. Qui avresti giocato C5 se non ti mettevo la pulce nell'orecchio, giusto?
Sì, qui avrei giocato sì, assolutamente. E fu così che il A motore prescindere. suggerì come prima scelta. Ah no, non ce lo fa vedere? Non ci fa Perché vedere no? non ci fa Vedere vedere. que Ah, devo fare l'upgrade? Ah. Mannaggia. Ok, dopo lo vediamo col mio account. Ok. Anzi, sì, potremmo vederlo subito, però sì, credo che qui sia pedone 5. Arco corto. Alfiere di 4, sì, per cercare di impedonarti. Ritirata di cavallo. E qui appunto meditavi a manovre di questo tipo, Vabbè, visto che che non posso però fare nulla. appunto poi una volta che il cavallo va qui e lui sposta l'alfiere, metti caso che lo sposta da qualsiasi parte, che cosa fa il cavallo qui? Niente. Quindi sempre una posizione dove un cavallo può fare qualcosa di vero. C5, questa qui, A5, per dare un po' di spazio a Qua ho tutto. fatto la svista, qui in realtà poteva guadagnare un pedone. Sì, potrà guadagnare E la qualità. così. Beh, tu non eri costretto a catturare. No, sì, certo. Sì, qui forse si riprendeva il pedone. Qui giustissimo, no? Cambiare questi alfieri. No, qui giocato bene. Bene qui. Ok, a questo punto ci vuole un piano di gioco perché abbiamo il pedone in più, abbiamo una struttura pedonale superiore alla sua, piano di gioco, e qui hai visto l'attacco sul punto B. Quindi hai iniziato a spingere i pedoni, qui per raddoppiare le torri, qui giustamente ti sei tolto da questo attacco con guadagno di tempo, e qui cosa hai giocato? Questa, ok. Il raddoppio. Bene, abbiamo raggiunto il nostro piano. Ok, ti ha giocato F3. E arrivati a questo punto, Ti ho ecco, arrivati a minacciato la questo donna. punto, hai minacciato la donna. Allora, ti dico una cosa. Vai, minacciare la donna non può mai essere una mossa sbagliata, perché mal che vada deve perdere un tempo a spostare la donna. Ma sai che io qui, anziché perdermi in questa, perché poi la domanda è, ma il cavallo lì, una volta che la donna se n'è andata, che cosa fa? Qui non fa niente, qui non posso andare, qui non posso andare perché c'è il cavallo, ci sarà la sua donna, sicuramente qui non posso andare. Quindi è veramente una miglioria il cavallo qui rispetto a qui, in questo preciso momento? Se la risposta è non lo so se il cavallo sta veramente meglio qui, certo qui è supportato da un pedone, quindi sicuramente sta Non è bene, sospeso. quasi quasi avrei continuato il mio piano, non so, togliendo la donna e iniziando a scoprire questo attacco. Devo Se fare poi mi donna veniva qui C6. per minacciare il cavallo, magari o lo difendevo o magari lo spostavo. Però sì, avrei iniziato, perché questa è bella, non è sbagliata. Se dopo la analizziamo col motore non può essere sbagliata, ma forse avrei dato priorità a un piano più concreto, più che una semplice minaccia alla donna. Ecco, qui ho visto che è giocata straveloce, andavano considerati anche i sacrifici di cavallo qui. Per fortuna c'è il tuo cavallo che tiene. Sì, no, quello l'avevo visto Ah, che c'era il ok. cavallo. Quindi infatti ho Perfetto. visto Ok, che tanto c'era il cavallo, ho detto vabbè, mangio il cavallo, anche se c'ho il pedone ok. No, chiodato. l'importante è che l'avevi vista, perché ti ho visto bello centrato, e qui in realtà lui ha complicato il gioco, ma adesso c'è quello che viene chiamato un attacco simultaneo, cioè due pezzi minacciati, puoi spostarne solo Perdi uno uno. alla volta, qui perdi un pezzo matematico. Quindi qui sei stato molto bravo a trovare questa difesa, magari qualcun altro al posto tuo avrebbe giocato questa, che magari Ok. funzionava, però gli davi almeno un altro pedoncino e sicuramente poi la partita si giocava, però forse la difesa che hai trovato tu è la migliore in assoluto. Attacco, e qui sì, Io la ho dato donna. scacco senza saperlo e non ci avevo fatto Ottimo, caso. ottimo. Cambio di donne, che non lo vuole fare, cambio di donne. E qui, ok, qui sì. Vabbè, Qui si giocava bene, non so, andava. Dove andava? Per evitare doveva il ritornare dove cambio. era prima lì. Sì, doveva Sì. tornare qui. Tu saresti andato qui? Sì, poi dopo che lui sarebbe ritornato là, avrei mangiato Oh, il ok. pedone. Beh, questa è Esatto. una bella Così. posizione. Poi come minimo andavi in Esatto, perché promozione con no, questo. c'avevo la donna che doveva mangiare l'altro pedone. No, bella partita. Ma se io faccio revisione, me la revisionizza, sì. Perché una al giorno ce Secondo me no. l'abbiamo. Ah, è vero. Quindi, che non mi fa fare revisione? Vuoi farla tu? Io Non ti riesco a dico, farla.
Aspetta, proviamo. Qua chiudo però, Cosa? che faccio revisione così. Ok. Così. Metti Ora la lo vedi. schermata d'analisi, vediamo se è vero. Yes, yes. Oh, Ok. grande che ci sono anche le mosse. Aspetta che ti prendo il controllo. Sì, vai. Oh, Tanto così sta... vediamo anche le mosse, quelle lì che dicevamo prima. Quel punto critico lì dove c'erano i due alfieri e c'era la spinta. Qui. Madonna. 2 di Attenzione, vantaggio. attenzione, vedo C5. Vedo C5 in prima linea. No! No! Non è neanche contemplata. Non è contemplata perché c'è questa. Perché c'è questa. Sicuro non si può fare. Vediamo, fammi vedere perché è così terribile. Perché esatto, ti può catturare e poi gioca sull'inchiodatura. Come minimo F4, esatto. Ok, non l'avevo vista. Ok, se il re fosse stato arroccato, fammi vedere, fammi perdere 2 mosse a caso, fammi fare un arrocco e facciamo fare una mossa del Kaiser a lui. Ok, 5 sì. sarebbe comparsa. Ok, sì. No, non avevo visto l'inchiodatura sul re. Va bene, Il comunque, 5 passa vediamo piano invece piano. la partita come è andata. Ok, qui. Va bene. Scusa, qui c'era un'altra... Ah, ok, c'era questa Vedi, intermedia. c'era il cambio. C'era il scacco. E poi la donna Però, poteva essere più libera di movimentarsi. Poteva andare anche però in C6 per dire. sì, però la cosa che non mi piaceva era che poi lui aveva l'alfiere sulla diagonale che gli Sì, tirava quella raggiunsi la bella diagonale. torre. No, ma penso che abbiamo giocato bene, davvero. No, bene. Come mai il Bene, cavallo lì, no? Cos'è che voleva con quel cavallo là? allora, vediamo se c'è una mossa più attiva. Cavallo H5. Oddio. Vabbè, Cavallo copy. H5 avevo visto G3 e su G3 cosa c'era che non ci piaceva? F6. E F6 per E5. possiamo anche non guardarla, vabbè, dai. Cioè, Ok, sì, il motore ovviamente vede robe troppo più avanti di noi esseri umani. Bene, qui... No, qui il piano era correttissimo. Ecco, vediamo se questa... Ecco, sì, questa forse non era la migliore, come dicevamo, e invece... era spostare la donna. Fare il cambio donne, giustamente. Sì, Vedere il cambio. va bene, comunque, ripeto, non è sbagliata. La seconda scelta cambia poco, veramente. Bene, Patrick, riconfermo le mie prime impressioni, ossia che vali molto di più. Secondo me a 1100 ci arriviamo abbastanza in fretta. Quindi se sei d'accordo, e anche con i nostri amici, queste partite io le farei, queste prime incontri li farei molto giocando, perché vedo che hai già un buon calcolo, esamini le varianti del tuo avversario, non muovi a caso ma calcoli cosa succede dopo questo. Quindi secondo me a 1100 ci avviciniamo con molta velocità e poi iniziamo magari a parlare di aperture, robe varie, finali, piani di gioco, eccetera. Che dici? Va bene, assolutamente. Anche perché adesso abbiamo visto col nero, ma non è ancora visto col bianco. Esatto. Vabbè, dai, non ci saranno problemi col bianco. Cosa giochi col bianco? Di solito gioco... Allora, ho iniziato con la Colle, sempre tramite i tuoi video. Ok. E poi dopo però sono passata alla London. Mi piaceva Aia, traditore. Mi piaceva molto di più la London. Va bene. Mi risultava più veloce, non so come dire. No, perché poi a un certo punto il sistema Colle continuavano a bloccarmelo. Ok. E invece con la London, anche se me la bloccano, ho molta più libertà. Va bene, non ti preoccupare. Potremo continuare con London o magari ti posso dare anche 2 dritte su come giocare bene il Colle. Tanto come strutture sono identiche praticamente. Sì, quindi... cambia l'alfiere campo su dentro o fuori. Esatto. Va bene, Patrick. Bella partita, continuiamo così. E niente, quindi riprendiamo la pubblicazione di questa serie senza più intoppi. Va bene. Ragazzi, grazie per averci seguito. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.